E allora sono le 22:55, dobbiamo chiudere un po' rapidamente. Vi invito a avere degli interventi non troppo lunghi. Allora inizierei da Andrea Vanni, questo sindaco, questo giovane sindaco del Partito Democratico, eletto con una lista civica. Per sentire se è d'accordo per esempio col titolo della nostra trasmissione, il partito è partito, se n'è andato, com'è? Secondo me, parlando del Partito Democratico, c'è ancora, è vivo, e faccio un attimo, ritorno un attimo sulla riforma costituzionale. E sono felice che un partito, un movimento di centrodestra come il Fare appoggi questa riforma e che faccia una campagna per il sì, perché si deve superare purtroppo questo Renzi sì o Renzi no, perché si deve andare nel merito della questione. Il merito della questione è che se questa riforma costituzionale non passa, si rischia che il Paese corra, i tempi corrano, ma noi stiamo fermi, cioè non riusciamo a modernizzare il nostro Paese in maniera adeguata per essere competitivi poi. Tornando un po' sul discorso dei ballottaggi, resto un po' perplesso delle dichiarazioni del nostro governatore Zaia quando dice se Salvini, se il nostro segretario dice che bisogna votare il Movimento 5 Stelle ci allineiamo. Non ha detto così, Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutti, più o meno ha detto questo. No. Più o meno ha detto questo. Non ha detto questo. Beh, comunque voglio dire, da un governatore della regione ha detto che il voto è in funzione anti-PD a Roma. Ma prima, quando l'abbiamo sentito, ha detto se il segretario generale ha deciso così, noi per ci questo allineiamo. motivo però. Certo, sì, va bene. sì, Ma certo. comunque voglio dire, se su un partito come la Lega credo ci debba essere un po' di democrazia e un certo confronto e non un padre padrone che decide per gli altri. E quindi questo mi lascia un po' perplesso. Noi siamo uomini liberi anche per questo. Ecco. E sul futuro del Partito Democratico? Sul futuro del Partito dice? Democratico secondo me c'è da lavorare, c'è da tornare in mezzo alla gente, c'è da spiegare, partendo dalla riforma costituzionale, cosa si va a fare nel merito e far capire alla gente, come diceva il sostenitore del Fare, che non è una cosa del Partito Democratico, ma è una cosa per l'Italia. Riuscirà a restare unito con le varie correnti? Io penso di sì. Ma scusa, prego, posso solo dire certo. è esattamente quello che ha detto adesso il sindaco, è esattamente il contrario di quello che ha detto Renzi fino ad ora. Cioè Renzi fino ad ora ha fatto del referendum, intanto è partito con la campagna elettorale nei primi giorni di maggio. Io non ho mai visto una campagna referendaria a partire, non so, 5 mesi prima. Certo, è partita prestissima, è indubbio questo. Secondo, Renzi l'ha legato alla sua permanenza al governo, quindi l'ha legata alla sua persona, un altro errore clamoroso, perché la riforma della Costituzione non riguarda Renzi, riguarda tutti i cittadini, riguarda non solo il periodo in cui Renzi resterà a governare, noi speriamo che sia molto breve anche per il Paese, ma riguarda da qui al futuro. Terzo, ha detto che entriamo nei discorsi, diciamo, nelle tematiche del referendum. È esattamente il contrario di quello che ha fatto Renzi. Renzi ha presentato il referendum costituzionale con 2 o 3 specchietti per le allodole. Ha detto i consiglieri regionali eliminiamo lo stipendio, eliminiamo le province, togliamo il Senato. Ma questo non significa entrare nelle tematiche di quello che stabilisce il referendum, che è un referendum, io dico a tutti gli italiani, non fatevi fregare, è un referendum più accentratore della storia del nostro Paese, toglie i pochi poteri che hanno le regioni, è una cosa allucinante, un uomo solo al comando, fatto su misura, vestito proprio su misura di Renzi, un Parlamento, come diceva prima il senatore, di nominati, cioè se prima avevamo una legge elettorale che si chiamava Porcellum, questa è una cosa che è un Porcellum moltiplicato 3. Cioè abbiamo un Parlamento di nominati in cui una minoranza del Paese prenderà in mano il potere, addirittura con doppio turno. Peggio di così siamo freschi. Cioè,
Io dico, e questo per entrare nei temi, però Renzi finora non è mai entrato in questi temi. Certo. Questo volevo Emanuele Tosi. Sì, il consigliere ha ragione. Capisco che la questione del e che loro lo appoggino, perché loro lo appoggino con i voti della Lega, è proprio una cosa incredibile. Però insomma succede di tutto. Ricordo che i voti della Lega allora erano i voti di Flavio Tosi, che era segretario della Lega Veneta. Tosi ha preso i voti con la Lega. Tosi non abbiamo modo di poter una cosa ha ragione il consigliere, ha ragione che anche Renzi ha sbagliato nel personalizzare la cosa. Sì, ma si è corretto. Sì, sarà anche corretto, però sta diventando veramente il referendum del 2006 pro o contro Berlusconi, ora il referendum pro o contro Renzi. E noi al pro o contro Renzi non ci abbassiamo, noi siamo per i contenuti, e alcuni contenuti di questa riforma ci vanno bene. Parlando di referendum, parlando di ballottaggi invece, parlando di ballottaggi questo 19 giugno, parlando di ballottaggi, a mio parere a Roma vincono i 5 Stelle e a Milano se la giocano, perché io pensavo che Sala vincesse il primo turno. A questo punto se la giocano. Certo che se vincono a Milano vincono con un candidato del nuovo centrodestra, e allora lì Salvini qualche domanda sa deve fare. Certo. Marina Buffoni. Sul referendum, sulla parte insomma diciamo tecnica, è già stato detto precedentemente. Io dico, il mio partito Fratelli d'Italia dice no al referendum, però per 4 ragioni molto chiare. La prima è che, lo sappiamo tutti, le riforme della Costituzione hanno un iter molto pesante alle 2 Camere, proprio perché è un grande cambiamento nel nostro Paese. Di conseguenza si va al referendum proprio perché questi voti non ci sono stati. Renzi l'avrebbe anche messo la fiducia se avesse potuto, perché tanto 52 decreti, 52 fiducie ha messo, quindi su questo, ecco, questo è il primo motivo. Comunque le riforme costituzionali prevedono. Vabbè, ma già il fatto di andare al referendum, vuol dire che Renzi non aveva la maggioranza e non aveva i voti alle 2 Camere per poter fare le riforme, e questo è uno. Secondo, è un governo che non è stato voluto dagli italiani, perché la maggioranza che abbiamo oggi, lo voglio ricordare, è stata una maggioranza, un inciuccio, dove Napolitano insomma ha fatto la sua parte, che non era certo quella super partes che invece la Costituzione tra l'altro prevede. Terza ragione, una riforma costituzionale fatta con un Presidente del Consiglio che non era nemmeno parlamentare, quindi un'eccezionalità davvero gravissima. Quarta motivazione, insomma, abbiamo visto anche Napolitano quanto ha ingerito, l'ho detto prima, addirittura ha fatto un secondo mandato, quindi c'è tutta una serie di concause talmente eccezionali che portare il Paese ad una riforma così grande, con queste concause che hanno poco di normale nel nostro Paese, francamente io non me la sentirei. Vorrei invece che ci fosse una maggioranza voluta dagli italiani e una riforma fatta seriamente, che non accentri così tanto il potere tutto su Roma, ma che dia anche indipendenza, più autonomia, più autonomia alle regioni, ma soprattutto ai sindaci. Sui ballottaggi? Marina Buffoni, sui ballottaggi. Scusi, pensavo mi avesse zittita. Sui ballottaggi dico vinca il migliore, d'altronde il popolo è sovrano, quelle poche volte che ci danno la possibilità di votare, che vadano a votare. Andate a votare, perché abbiamo visto che il vero vincitore di queste amministrative è stato il più grande partito che c'è in Italia, che è l'astensionismo. Giovanni Endrizzi. Ma io ho ancora nelle orecchie quello che diceva la signora, parlate di temi concreti, e la cosa che mi dispiace di più è questa: quanto è difficile far capire ai cittadini che questa deforma costituzionale va a impattare sulle loro tasche. È vero che le regioni hanno fallito il loro compito, ma è anche vero che hanno fallito non perché l'impianto costituzionale non funzionava, ma perché hanno fallito i partiti, che hanno occupato il potere, l'amministrazione, la lottizzazione, hanno sprecato. E questo, abbiamo iniziato questa trasmissione parlando della crisi dei partiti, è proprio legata al loro ruolo di distorsione della volontà popolare. I cittadini votano in un modo ogni 5 anni sulla base di promesse, poi questa loro volontà, che si esprime nell'adesione a un programma, viene tradita. E allora, perché ci sono interessi di partito? Perché i partiti hanno l'interesse, hanno lo scopo principale di mantenere il potere più che di amministrarlo.
Queste sono le distorsioni. Ci deve essere una riforma profonda dei partiti che devono in qualche maniera ridare compiutezza all'articolo 1 della Costituzione, non travolgerla, cioè la sovranità appartiene al popolo. Una riforma che toglie il diritto di voto non garantisce trasparenza, non garantisce che poi quegli eletti faranno veramente quello che hanno detto, quello che hanno promesso. Aumenterà quindi la corruzione, aumenteranno gli sprechi e i favori alle lobby, dalle banche al petrolio. Quello che dunque voglio cercare di far capire è che la democrazia non è poesia, è economia, è fare in modo che i cittadini abbiano quello che vogliono e hanno diritto di avere. La crisi dei partiti non è di oggi. Simone Weil negli anni 40 scriveva degli appunti meravigliosi sulla soppressione dei partiti politici, perché costituzionalmente, non in base alla Costituzione, ma per loro propria Costituzione, sono organismi pubblici e ufficiali che hanno come scopo quello di mantenere la loro supremazia. E allora nel momento in cui un partito come quello di Renzi arriva a infiltrare i gangli dell'amministrazione con centinaia, migliaia di nomine di persone legate al suo partito che eseguono ordini, mette alla Camera, che sarà l'unica Camera che esprime la maggioranza politica, i suoi fedelissimi nominati direttamente, noi avremo un partito in grado di uccidere tutti gli altri, ed è uno scenario pericoloso non solo per la democrazia ma anche per il nostro benessere. Professor Casen, allora il partito, a questo punto il partito diventa pericoloso, un pericolo, così come è strutturato. Beh, il partito è sempre stato pericoloso, insomma, ricordiamo gli eventi prima della seconda guerra mondiale, peggio di così non poteva andare, quindi i partiti esprimevano delle ideologie che non avevano niente a fare con la realtà. Ditemi se qualcuno a quell'epoca ha detto qualcosa che stesse sulla faccia della terra. No, era un'altra epoca, peraltro nascevano i partiti a quell'epoca perché dopo la prima guerra mondiale crollavano gli imperi e quindi lo zar scompariva l'impero asburgico, scompariva quello germanico e quindi praticamente nascevano i partiti che dovevano governare senza nessuna esperienza. E nascevano sull'enfasi di ideologie, di invenzioni pseudo-religiose, no? Per cui si creava il mito della razza, si creavano tutte queste cose strane, no? E la gente su queste cose andava dietro, perché era abituata ad avere una visione della politica unidirezionale. Gli mancava l'imperatore, quindi il punto di riferimento fondamentale a cui poi tutta la politica si rifaceva. Oggi questa epoca è finita, ma è finita anche per un altro motivo. I mezzi di comunicazione hanno limitato questa politica, perché ormai non è più quello che, come succedeva all'epoca del ventennio, inventata la radio, ti sentivi piovere dall'alto nelle piazze la voce di Benito, no? E oggi twitto sul mio computer, mi muovo con una rapidità unica, di conseguenza sono padrone anch'io della comunicazione, la comunicazione non mi piove dall'alto, quindi me la posso gestire da me. E questo naturalmente i partiti devono tenerne conto, non solo per entrare anche loro nella rete, quindi come sono bravissimi 5 Stelle e molti altri e hanno intuito per primo che questa è la strada per comunicare, ma soprattutto poi non basta solo comunicare, bisogna adempiere. È questo che i partiti non sono ancora in grado di fare. Allora bisogna che trovino altre strade, siano in grado di riformarsi e quindi di avere un contatto più diretto con le persone, non con le lobby o con i sottoposti o si creano le loro pletore di affezionati, ma devono andare in cerca delle persone che non vogliono appartenere a un
partito, vogliono che il mio rappresentante mi appartenga e mi rappresenti e non rappresenti il partito. Questa è, credo, l'analisi che possiamo fare oggi, perché la gente non va a votare e perché non vogliamo più identificarci con partiti di destra o partiti di sinistra. Io spero una cosa, io spero che la destra si ricostituisca, perché è stata praticamente demolita da Berlusconi. Berlusconi è giusto che vada in pensione, ne ha fatte anche troppe, quindi si ritiri e invece si organizzi una destra, perché è importante, destra intesa come collocazione dell'anfiteatro della politica, no? E abbandoniamo le nostalgie di sinistra e le nostalgie di destra, perché ormai sono decisamente superate e bisogna che la politica sia concreta. Certo, noi torniamo a invitare i telespettatori ad andare a votare. Ricordiamo che in Veneto si vota in 7 comuni per il ballottaggio il 19 di giugno, che è domenica, e noi, per aiutarvi a capire un pochino meglio chi sono questi candidati che vanno al ballottaggio, vi proponiamo degli incontri, dei faccia a faccia con i candidati. Potete già iniziare questa sera sul canale 87 su TV7 News, avete la possibilità di seguire il primo incontro dei candidati sindaco che sono al ballottaggio per il comune di Este. Nella giornata di domani, sabato, su TV7 Triveneta alle 19:45, poi ci sono le repliche appunto sempre su TV7 News e TV7 Azzurra, ci saranno i candidati in corsa per Chioggia, e poi domenica sarà la volta invece del comune di San Giovanni Lupatoto, sempre alle 19:45 su TV7 Triveneta, e poi le repliche su TV7 News e TV7 Azzurra. Continueremo così poi fino alla giornata di giovedì, facendovi appunto, dandovi la possibilità di sentire la voce, le idee e il confronto appunto tra i candidati in ballottaggio nei 7 comuni veneti dove si andrà a votare, si tornerà alle urne il 19 di giugno. Ci fermiamo qui, grazie agli ospiti che sono stati in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Noi ci troviamo come sempre venerdì prossimo alle 21 con TV7 Match. Arrivederci e buona serata.